Prima che inizino, via via quando salite, poi avete il monitor di servizio, potete anche vedere e guardare le foto. Buongiorno a tutti. Vogliamo cominciare condividendo con voi un messaggio sul valore delle donne in tutte le lingue dei popoli della nostra clase. Le dan a las mujeres las oportunidades justas y ellas serán capaci di todo. Date alle donne le occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. У женщин есть один недостаток, они забывают, сколько они стоят. Le donne hanno un unico difetto, si dimenticano quanto valgono. إلى راجل كان زوين وفايق غادي يكون سميته امرأة. Se uomo fosse bello e sveglio si chiamerebbe donna. Femmina senza amore è rosa senza ciauro, donna senza amore è rosa senza odore. Le femmine non le fa il vestito ma il chiaff, la donna non la fa il vestito ma la testa. Il video è centrato sui pregiudizi che la società patriarcale nei confronti delle violenze sulle donne e prende anche in considerazione le paure che noi donne abbiamo nei confronti della società alla quale apparteniamo. Nel video sono presenti alcune immagini di una mostra organizzata dal Centro di Educazione contro gli Stupri dell'Università dell'Arkansas, in cui vengono esposti gli abiti indossati dalle donne vittime di abusi. Spesso ci accusano di non essere capaci di opporci alle violenze, quando invece siamo paralizzati dalla droga o dalla paura. Si accusa del fatto che non denunciamo, ma troppo spesso siamo imbroccati dal terrore, dal dolore del ricordo e dalla mancanza di sostegno di cui abbiamo bisogno. Noi donne non siamo oggetti, ma persone che rivendichiamo i nostri diritti. Possono far partire il primo video. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. Nel nostro video abbiamo rappresentato alcune donne simbolo che hanno rivoluzionato il concetto di femminilità, dimostrando quanto valgono e senza farsi condizionare da stereotipi e pregiudizi che all'epoca e ancora oggi sono presenti. Hanno messo in pericolo la loro incolumità, rischiando la propria vita, con l'obiettivo di trasmettere alle donne del futuro più sicurezza con un senso di rispetto, rendendole consapevoli delle loro potenzialità. Milioni di donne ogni anno sono vittime di violenze e abusi perché ritenute inferiori rispetto agli uomini della società. Possono far partire il secondo video. Coco Chanel rivoluzionò il concetto di stile ed eleganza. Evelyn Parks lottò per i diritti delle donne. Malala, vincitrice del premio Nobel per il suo impegno nella lotta per i diritti civili e il diritto all'istruzione. Lady Di si impegnò per le cause umanitarie e per la lotta all'AIDS. Rosa Parks, simbolo del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Jane Austen, figura di spicco nella narrativa neoclassica.
Alessia Bonari, l'infermiera di 23 anni diventata simbolo della lotta al Covid. Frida Kahlo rivoluzionò il concetto di arte, dove solo gli uomini avevano il proprio spazio. Liliana Segre, simbolo dell'Olocausto, contro l'antisemitismo e la violenza. Yves Ensler, raccontando gli abusi subiti dal padre, parafrasava che quando si Violentano, Picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono. utilizzano le donne, si distrugge l'energia essenziale della vita su questo pianeta. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di dimostrare nulla se non la loro intelligenza. Attraverso il nostro video abbiamo cercato di condannare il modo in cui le diversità vengono utilizzate come armi e spesso usate per ledere i diritti e la sensibilità delle donne. Abbiamo evidenziato tutto ciò mostrando ciò che la nostra società definisce difetto, anche se non lo è. Le differenze sono delle ricchezze, una marcia in più, non delle mancanze. Cercando di rappresentare al meglio il tutto, abbiamo scelto corpi diversi, immortalandoli in un set fai da te. Detto ciò, usate bene le parole perché hanno un peso. Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. È necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro una donna o una ragazza troppo fragile. Le parole hanno un peso. Grassa, puttana, negra, vecchia, anoressica, cicciona, fallita, frigida, inferiore. Le parole hanno un peso. Nella vita e sugli schermi. E smettiamola di difenderci dietro l'ironia e il sarcasmo. Quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Le parole hanno un peso e certe ferite restano nel tempo. L'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è. Quindi siete liberi, buoni odiatori italiani. Noi intanto aspettiamo tempi migliori. Grazie professor Flormo, ai ragazzi del Magrini Marchetti. Adesso la parola ai ragazzi del Malignani di Udine. Ringrazio la professoressa Tomasini e la professoressa De Zorzi. Prego. Ciao a tutti, noi rappresentiamo la quinta aeronautica del Malignani della sezione C e assieme alle professoresse abbiamo deciso di aderire di classe a questo progetto perché è un argomento che a noi tocca molto, soprattutto in ambito odierno. Con il nostro lavoro rappresentiamo le disparità sia nel passato che nel presente e quello che è il nostro desiderio è quello di avere una speranza in quello che è il nostro futuro, perché possiamo cambiarlo e noi giovani ce l'abbiamo in mano e siamo qui presenti.
Ora vorrei passare la parola al mio compagno di classe che spiega come abbiamo svolto il nostro lavoro. Buongiorno a tutti. Il lavoro che abbiamo svolto è partito proprio dal dettato costituzionale, ripercorrendo la sfera dei pregiudizi nei confronti delle donne, attraverso la disamina delle norme vigenti e dei progressi delle stesse. Il video che vi mostreremo propone anche qualche breve testimonianza di quella che è la mentalità discriminatoria passata e presente, come quella della giovane donna pilota di aerei che fu costretta a far scendere un passeggero perché quest'ultimo si rifiutava di volare se a pilotare fosse stata una donna. Pensiamo che una testimonianza più recente sia molto più d'impatto per far capire la mentalità e capire che tuttora questa parità non è presente. Quindi il messaggio che vogliamo consegnare è quello di denuncia, ma anche quello di esortazione a lavorare per un futuro di vera parità. E quindi ora vi lasciamo con una domanda. Cosa possiamo fare noi per migliorare il nostro futuro? Partire il video. L'articolo 37 della Costituzione segna l'inizio di un lungo cammino, di una svolta nella vita delle donne. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano all'uomo lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Nel 1946 viene eletta e si riunisce l'Assemblea Costituente. Dei 556 membri dell'Assemblea Costituente, solo 21 sono donne. Nella commissione dei 75 delegata a redigere il progetto di Costituzione da discutere in aula ci furono solo 5 donne. Queste 5 madri costituenti ebbero però un ruolo chiave nella formulazione delle norme volte a garantire un'eguaglianza formale e sostanziale fra donne e uomini. Infatti non si fecero intimorire dalla maggioranza maschile e portarono avanti a testa alta le loro idee. Il dibattito fu agguerrito. La funzione della donna, fin quando esisterà la famiglia, è prevalentemente nell'ambito di questa. Il lavoro e le funzioni che la donna deve esercitare come madre e come sposa prevalgono su quelli che essa può esercitare come lavoratrice. La donna deve rimanere la regina della casa. Ho l'impressione che essa non sia adatta per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche. Le donne devono stare a casa. Già nel diritto romano la donna in determinati periodi della sua vita non ha la piena capacità al lavoro. La mentalità contro la quale hanno dovuto combattere le madri costituenti ha ispirato una serie di leggi vigenti in Italia per molti anni ancora. Fino al 1956 rimase in vigore lo ius corrigendi, ossia il diritto di correzione del pater familias, anche con una coazione fisica, e il potere del marito di punire la moglie in caso di disobbedienza. Solo nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, si iniziò ad attuare il principio della parità giuridica e morale dei coniugi, sancito dall'articolo 29 della Costituzione, che riconosceva pari diritti e doveri sia alla moglie che al marito. Solo nel 1981 venne abrogato il delitto d'onore previsto dall'articolo 587 del Codice Rocco. Se un uomo sorprendeva una donna della sua famiglia, moglie, figlia, sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e la uccideva per ripristinare l'onore suo e della famiglia, la pena era particolarmente lieve, perché in questo caso l'omicidio era una reazione socialmente giustificata. Solo nel 1981 venne abrogato l'articolo 544 del Codice Penale, che prevedeva il matrimonio riparatore. Esso prevedeva l'estinzione del reato di stupro, nel caso in cui il colpevole accettasse di sposare la propria vittima, spesso minorenne. Il no di Francaviola.
una tappa fondamentale per l'emancipazione femminile nel nostro paese. Una persona colpevole di stupro poteva evitare di andare in prigione se sposava la sua vittima. Questo era quello che Filippo Melodia sperava di fare quando rapì Franca Viola, che al tempo aveva 17 anni, per poi tenerla nascosta per 8 giorni e violentarla più volte. Dopo il rapimento, Melodia venne arrestato, ma, contando sul matrimonio riparatore, offrì a Franca di sposarlo. Franca però, sfidando le condizioni sociali, rifiutò. Tutto questo ad un prezzo altissimo, un'opinione pubblica ostile, una famiglia minacciata e la perdita del lavoro del padre. Alla fine però Franca vinse e Filippo Melodia venne condannato. Il coraggio di Franca divenne un simbolo dell'emancipazione delle donne italiane. Le discriminazioni basate sul sesso sono evidenti anche nell'ambito lavorativo. Alcuni mestieri e alcune professioni sono stati interdetti alle donne per lungo tempo. Fino al 1963, per esempio, alle donne era vietato entrare in magistratura. Si motivava il divieto posto alle donne di entrare in magistratura perché ritenute incapaci di giudicare in modo assennato, sostenendo che mancavano a loro alcuni elementi di serietà e competenza. Elementi tutti che mancano nella donna, perché è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta, anziché no, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal pietismo, che non è la pietà, e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente e saggiamente nella loro giusta portata i delitti e i delinquenti. Un passeggero in escandescenza. Un volo diretto a Mumbai è partito con 1 ora e mezza di ritardo da Nuova Delhi, prima per la nebbia e poi per un passeggero che non voleva viaggiare su un aereo pilotato da una donna. I viaggiatori a bordo hanno una storia curiosa da raccontare sul perché il volo Indico 6E179, che avrebbe dovuto partire alle 8:10 del mattino, sia rimasto fermo sulla pista fino alle 9:40, come raccontato da una passeggera all'agenzia di stampa indiana Yams. In un primo momento l'aereo è stato trattenuto da una leggera nebbia. Poi, non appena stavamo per decollare, i portelloni si sono aperti di nuovo verso le 9. Un uomo di mezza età, seduto a un paio di sedili di distanza da me, si opponeva al fatto che a pilotare l'aereo ci fosse una donna. Facciamoci una domanda. Le donne vivono veramente una situazione di parità? Certo, molti passi avanti sono stati fatti, ma l'uguaglianza uomo-donna nel mondo del lavoro è ancora lontana. L'articolo 37 della Costituzione dice che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare. Quando venne scritta la nostra carta, questo principio era un obiettivo da realizzare con un'adeguata produzione normativa affidata ai futuri legislatori. E tante sono state le leggi adottate per rendere possibile il dettato costituzionale. Legge numero 7 del 1963. Divieto di licenziamento per matrimonio. Legge 1204 del 1971. Tutela delle lavoratrici madri. Legge 904 del 1977. Parità di trattamento uomini e donne sul lavoro. Decreto legislativo 198 del 2006. Codice delle pari opportunità. Al dettato di queste leggi, che impatto ha sulla realtà? Consente realmente alla donna di contemperare il ruolo di madre e quello di lavoratrice in modo agevole, senza dover operare dolorose scelte? Testimonianza di Laura. L'aiuto in casa non è un favore. Mio marito fa solo quello che gli viene chiesto, lo vedo come un favore personale che mi fa, non come un suo dovere. Penso sia sbagliato e alla base della discriminazione di genere. Per la vera parità, che non ho mai trovato nel mondo del lavoro, bisogna iniziare dalla famiglia. Secondo me anche il concetto di paternità è inutile, tanto i maschi continuano a credere che la parità di genere sia. La donna si occupa di casa e famiglia e in più lavora, solo però quel tanto che basta a portare a casa i soldi, senza ostacolare le ambizioni del marito.
L'unico compito dell'uomo, invece, è lavorare. Quanto tempo ci vorrà per abbattere la barriera di pregiudizi che non rendono ancora effettiva una piena parità di genere? Molti passi sono stati fatti, ma il cammino non è ancora ultimato. Come disse Piero Calamandrei, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Bisogna metterci dentro l'impegno, la propria responsabilità. Ci vuole partecipazione. Dipende anche da te. Grazie ai ragazzi del Malignani. E mi è venuta così una cosa in questo momento in testa, una riflessione, e vorrei così condividerla con voi. Gli insegnanti non devono insegnare o mettere i voti 3, 5, 10. Quello è una conseguenza della disciplina, della performance vostra. Ma il ruolo fondamentale della scuola è quello di dare consapevolezza. Tu sei consapevole di quello che stai facendo, sia come comportamento che come risultati. Cioè il ruolo dell'insegnante è quello di dare consapevolezza, di chiamare fuori e sducere i ragazzi da 10 anni, 15 anni, 18 anni, portarli verso l'età adulta. Io vorrei condividere con voi questo concetto e dirvi una cosa. Avete colto e andrete a cogliere anche nei successivi lavori la diversità, cioè la ricchezza di oggi, ma di sempre nella vita, è data dalla diversità. Tutti avete interpretato l'articolo 37, ma in maniera completamente diversa. Cioè noi non vi abbiamo detto fate A, fate B, fate C. Ognuno l'ha fatto come voleva. E vedrete degli spaccati completamente diversi a fronte di un unico articolo. Cioè la bellezza è questa. Cioè l'articolo è uguale e tutti lo interpretano in maniera diversa. E ricordatevi, nella vita sarà sempre così. La diversità crea ricchezza. Provate a pensare, se tutti fossero come me o come voi, sarebbe un mondo poverissimo. Quindi dovete sempre diffidare dalla omologazione, da uno che pensa di avere la verità in tasca, ma la ricchezza è data dallo stare insieme nella diversità di ciascuno di noi, e sono sicuro che anche i prossimi lavori daranno questo spaccato. Ecco, questo secondo me è già un risultato eccezionale della mattinata. Adesso chiamo la professoressa Rossi e i ragazzi del Marinelli per la loro presentazione. Prego. Buongiorno, noi presenteremo il lavoro della classe seconda M del liceo Giovanni Maria Lautine, una progettazione in cui abbiamo elaborato una serie di competenze di educazione civica e di storia antica e medievale. Presento ora il primo relatore, Adil Karfi, e mi occuperò dell'analisi del termine donna, prendendo spunto dall'antica Grecia fino ad arrivare all'attualità. Il secondo relatore sarà la mia compagna Annalisa Meneghini, la quale si occuperà della condizione della donna lavoratrice a partire dagli anni 60 e del codice delle pari opportunità. A questa seguirà il video realizzato da Gruppo Danza su uno dei testi più conosciuti delle Mondine, che verrà presentato da Carlotta,
E in conclusione, il mio compagno Giovanni Pascolini si cimenterà sulla normativa riguardante il diritto alla maternità. Seguirà poi la proiezione del video sul tasto If I Were a Boy. La parola donna deriva dal termine latino domina, il quale la associa a una figura di signora e di padrona della casa, al femminile di dominus ed era anch'esso dalla parola domus, che in latino significa propriamente casa. La condizione della donna nel corso dei secoli ha sempre subito dei profondi cambiamenti ed è stata sottoposta nelle società del passato ad un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato all'uomo, dal punto di vista giuridico, economico e civile, tanto da rimanere esclusa da tutta una serie di diritti e di attività sociali. Era dunque messa ai margini della società stessa. Approfondiamo però la condizione della donna al passato e quella al giorno d'oggi. Nell'epoca antica alla donna era principalmente delegata una funzione univoca, ovvero la cura dei figli della casa. Quest'ultima era dunque parte del nucleo familiare, ma priva di ciò che noi possiamo definire il diritto di libertà. La donna ateniese poteva uscire solamente per partecipare alle feste religiose, mentre la sua capacità giuridica era principalmente nulla. In età romana la società era sostanzialmente fondata sulla figura del pater familias, mentre la donna era custode dei figli della casa. L'uomo che scopriva un adulterio commesso da parte di sua moglie poteva commettere un delitto contro di lei senza essere punito dalla legge. Nella Grecia dei primi grandi filosofi la visione della donna mutò radicalmente. Quest'ultima infatti venne vista come un essere inferiore ed ignorante. Secondo Euripide la donna non è ignorante ma anche peggiore dei mali. Per Platone non vi è spazio per le donne in una buona organizzazione sociale e Aristotele invece la considerò difettosa e incompleta. Nel XVIII secolo la donna fu oggetto di immaginazione erotica, di interesse estetico e di critica sociale. La visione di femminilità cominciò a ricevere numerose critiche da parte di illuministi e filosofi del secolo. D'altro canto però la donna ottenne anche una formazione culturale e furono in particolare la rivoluzione francese e americana a garantire dei profondi cambiamenti. Con i progressi che ci sono stati nei corsi degli anni, la donna ha cominciato ad acquisire maggiore importanza e rispetto, dovuti in gran parte anche al movimento di emancipazione femminile nato al padre suffragette, con lo scopo di ottenere pari diritti politici all'uomo, tra cui il diritto di voto. Nel corso del Novecento in particolare le donne hanno guadagnato diritti che inizialmente erano negati. Ricordiamo per esempio che a partire dal 1946 alle donne è stato concesso il diritto di voto in Italia. Purtroppo però, nonostante siano stati fatti dei grandi passi in avanti rispetto al passato, ancora al giorno d'oggi le donne vengono sminuite sia negli ambiti lavorativi che in quelli sociali, e i dati ne sono una conferma. Infatti l'Italia è penultima in Europa per partecipazione femminile al mercato del lavoro e la violenza fisica e sessuale è sempre più diffusa in tutto il mondo. Quest'ultima ha degli effetti a breve e a lungo termine sulla salute fisica, mentale, riproduttiva e sessuale della vittima, ed episodi di questo genere avvengono sia nelle proprie abitazioni che nel clima lavorativo. Il 10% dei lavoratori riporta che al lavoro sono soggetti a vessazioni e violenze da parte di colleghi superiori e si stima che la media sia di circa 2.000 casi all'anno. Nel mondo, tra i 900 milioni di persone analfabete, vi sono più donne che uomini, poiché in molti paesi, quando una famiglia non è in grado di permettersi di mandare a scuola tutti i figli, preferisce assicurare l'istruzione ai maschi. E in molte regioni del mondo la fame, la denutrizione e la malnutrizione colpiscono più le donne rispetto agli uomini. In alcuni paesi i diritti delle donne vengono supportati dalla legge e rispettati, in altri vengono ignorati e soppressi. In politica, per esempio, è ancora dominata dagli uomini, la rappresentanza femminile nelle istituzioni, nei governi e nei parlamenti è ancora molto bassa. Di fondamentale importanza sono poi gli articoli numero 37, 29, 3, 14 e 51 della Costituzione italiana, i quali facilitano l'uguaglianza tra uomo e donna. Due anni molto importanti per il raggiungimento dei diritti delle donne lavoratrici sono il 1963 e il 1977. Nel 1963 le donne entrano a far parte per la prima volta della magistratura italiana a seguito dell'abrogazione della legge 1776 del 1919. Nonostante questa legge, ad oggi le donne sono ancora fortemente discriminate e sono sempre meno presenti nelle posizioni decisive. Per esempio nel Consiglio Superiore della Magistratura solo 1 su 4 donne viene eletta e le donne non hanno mai superato la soglia del 25%. Nel 1977 è stata approvata la legge di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, che quindi vieta qualsiasi discriminazione basata sul sesso.
Successivamente tutti i vari interventi legislativi ad oggi sono confluiti nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che si può riassumere in due norme specifiche. Innanzitutto la parità di retribuzione, che è già espressa dalla Costituzione italiana, ma inoltre anche la parità di trattamento nella prestazione lavorativa e nella carriera. Queste tutele inoltre sono anche sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La donna nel corso della storia ha avuto dei ruoli differenti. La donna nel Medioevo si occupava della cura dei figli all'interno della casa, ma inoltre anche nelle campagne, e si occupava anche dell'allevamento del bestiame. Era quindi una vita molto faticosa e difficile, e la donna si trovava sotto tutela del marito successivamente, e del padre successivamente del marito, e inoltre poteva uscire di casa solo per recarsi in delle località specifiche e i tragitti dovevano essere studiati precisi. La donna nell'età moderna riesce anche ad accedere agli studi accademici, quindi nasce anche un rapporto prima inesistente tra la donna e la letteratura. Vediamo come si mettono in luce infatti le prime poetesse e le prime scrittrici. Il resto delle donne invece lavora nelle campagne oppure come inservienti nelle case delle città. Durante la Rivoluzione francese le donne non possiedono ancora alcun diritto, ma in particolare vediamo come si mettono in luce le donne nell'industria tessile e dell'abbigliamento. Alla fine dell'Ottocento, grazie allo sviluppo dovuto all'urbanizzazione e all'industrializzazione, le donne assumono sempre una maggiore importanza. Vediamo appunto le prime giornaliste, le prime infermiere, ma anche per esempio le prime operaie. In particolare nel Novecento, grazie alla prima ondata di femminismo e grazie alla partenza al fronte degli uomini per lo scoppio della prima e della seconda guerra mondiale, le donne iniziano a ricoprire dei ruoli prima loro proibite. In particolare oggi, grazie alla seconda ondata di femminismo, le donne riescono a ricoprire anche dei ruoli abbastanza importanti, però appunto non si è ancora ottenuta una reale parità con l'uomo. Oggi molto importante è inoltre anche il fenomeno del glass ceiling, ovvero quelle barriere sociali, culturali e psicologiche che impediscono alle donne di raggiungere una reale parità con l'uomo. Analizzando quindi il grafico si deduce che la differenza in busta paga fra uomo e donna si aggira attorno al 23,7% in Italia contro una media europea del 29,6%. Molto importante quindi è il fenomeno del gender pay gap, ovvero la differenza che corre a parità di mansione fra lo stipendio di un uomo e quello di una donna. Spesso una donna, senza comprendere le conseguenze che ciò comporterà, cadono nel cosiddetto tranello della segregazione occupazionale. Scelgono quindi un lavoro più compatibile alle responsabilità familiari, però caratterizzato da una retribuzione bassa e da una minima possibilità di fare carriera. Sempre più frequente inoltre il fenomeno delle dimissioni volontarie. Infatti nel 2019 circa 52.000 persone hanno abbandonato il loro posto di lavoro. Di queste 52.000 persone, circa il 79% era rappresentato da donne, contro invece un 20% di uomini. Questo fenomeno inoltre è stato aggravato a causa della pandemia Covid-19, infatti bisogna ricordare come le donne siano state le prime colpite e anche le prime a perdere lavoro in un'età compresa tra i 25 e i 49 anni. Questa breve coreografia vuole essere un omaggio a tutte le donne che hanno lavorato per secoli, spesso in gravi situazioni di disagio. Facciamo riferimento alle mondine, donne costrette a turni di lavoro massacranti, caratterizzati da giornate intere con le gambe immerse nell'acqua fino alle ginocchia, a piedi nudi e con la schiena ricurva, per togliere le piante infestanti che mettevano a rischio la crescita del riso. Da queste instancabili lavoratrici partì uno dei primi movimenti femminili. Per questo le ricordiamo grazie alla coreografia del gruppo danza. La mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremo. Mi hanno ucciso incatenata, carcere e violenza, nulla mi fermo. Allora, il termine italiano madre o mamma deriva dal latino matre, che si può trovare anche in diverse lingue antiche. E secondo alcuni la lettera M è una costante appunto per la facilità di articolazione e che permette ai bambini più piccoli di imparare ad usarla. Però ha radici ancora più antiche, infatti deriva dalla radice sanscrita ma, che appunto significa ordinare e misurare, che è un riassunto del lavoro materno. E infatti la figura della madre non solo serve all'accudimento fisico e primario, ma anche ne caratterizza tanto l'aspetto psicologico e comportamentale. La figura della madre in Italia è sempre stata caratterizzata da una visione di inferiorità, questo perché la donna quando è in stato di gravidanza o madre viene considerata meno produttiva rispetto a un qualsiasi altro tipo di situazione.
e quindi questo ha sempre causato in Italia la nascita di famiglie di diverso tipo, più piccole e più vecchie e matricentriche, dove la madre riesce a mostrare tutti i suoi vari ruoli e a garantire il compromesso del mantenere la vita privata e la vita familiare in contatto con la vita lavorativa. In Europa la situazione è molto diversa, infatti le percentuali delle madri lavoratrici è il 75% rispetto al 64% italiano, e ci sono alcuni stati anche con una percentuale più alta come la Francia al 78%, la Germania all'80% e la Svezia all'87%. E con l'aumentare dei figli la situazione non cambia di molto, infatti la percentuale scende solo dell'1-2% per ogni stato, però questo ci fa capire come con l'aumentare dei figli conciliare la vita lavorativa con la vita familiare diventa più complicato. E per molti anni, per colpa della cultura patriarcale, la donna madre non ha mai avuto la possibilità di raggiungere le sue ambizioni e cercare di raggiungere i propri obiettivi, per appunto questa idea che la donna dovesse essere solo una madre. Però questo nell'ultimo periodo è stato cambiato e questo ha permesso alle donne di raggiungere più obiettivi personali e potersi anche concedere qualcosa per se stesse e non solo per la famiglia. E molto importante che sono gli articoli della Costituzione, soprattutto l'articolo 37 che ha lo scopo di tutelare le donne lavoratrici, i minori, ma soprattutto le madri di famiglia. Questo articolo ha permesso anche l'approvazione della legge 906 del 1977 che stabilisce che è vietata qualsiasi tipo di discriminazione sul lavoro, indipendente dal sesso, dalle modalità di assunzione e anche dal tipo di lavoro. Questo articolo si basa sul principio di discriminazione positiva, o meglio valorizzazione, dove appunto si fa capire come la donna debba essere valorizzata per il suo compito molto importante di dover portare al mondo le nuove generazioni. E su questo concetto si basano due principali agevolazioni che ha la madre. La prima è il divieto al lavoro notturno, infatti per il primo anno di vita la madre può rifiutarsi di lavorare di notte dalle ore 24 alle ore 6 di mattina. E un altro principio molto importante è quello che permette alla donna di avere 2 interruzioni del lavoro, entrambe di un'ora e accumulabili durante la giornata, ce ne sono 2, oppure moltiplicate alla seconda dell'aumentare dei figli. Queste vengono retribuite come ore di paga e normali, senza appunto considerarle come ore in cui la madre non è presente. Abbiamo inoltre scelto il brano If I Were a Boy di Beyoncé perché a nostro parere il concetto di parità trova un'esatta declinazione nel testo di questa canzone. In ogni verso infatti si parla di alcuni atteggiamenti e comportamenti che la cantante metterebbe in atto se fosse un ragazzo. Critica inoltre fortemente gli uomini per la loro incapacità di amore e rispetto per le donne. Vuole essere un semplice invito veicolato a tutti noi giovani. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kicked it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you for granted and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first,
and make the rules as I go. 'Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home. Come home. If I were a Grazie ai ragazzi del Marinelli. Adesso iniziano i ragazzi del Manzini con il lavoro della terza A liceo linguistico. Prego. Buongiorno a tutti, noi siamo due rappresentanti della classe terza LL dei Manzini e oggi vogliamo presentarvi questo lavoro e oggi parliamo del ruolo dei magazine indipendenti, individuando le tematiche dei principali interessi e come si muovono sul mercato e nella comunicazione, ma in particolar modo l'impatto che questi hanno sulla società. Inizialmente abbiamo considerato alcuni numeri di riviste indipendenti, come Frutte, Ash, Al-Hayya, Galdem e Mulieris, che hanno come tematica principale il femminile, declinato in tutte le sue parti. Ci siamo trovati di fronte ad una realtà variegata, molto poco patinata se vogliamo, ma più concreta. Tra le loro pagine abbiamo trovato storie di donne, artiste e lavoratrici. Questo ci ha portato a chiederci quale fosse il messaggio che ne deriva. La nostra presentazione ha posto l'attenzione su alcuni degli argomenti trattati e che ci sono parsi trasversali, e di tutti gli argomenti affrontati che punta sulla valorizzazione tutti gli argomenti affrontati appunto di questi magazine puntano sulla valorizzazione del corpo femminile, della donna, come questo festival d'altronde. Dunque, proseguiamo col proporvi una riflessione sul ruolo sociale della donna tratto da uno dei magazine, Al-Hayya, il primo numero di un magazine indipendente femminile di area araba riguardante temi di attualità e che presenta un dualismo tra la lingua araba e la lingua inglese che stimola la curiosità del lettore. In particolare questo magazine risulta indubbiamente quello che rappresenta maggiormente le caratteristiche di un magazine indipendente. Attraverso servizi, interviste e articoli di opinione tratta argomenti che vanno dall'azione sociale e politica all'impegno di del consenso, del piacere, allo stile personale e ad altre espressioni di azione fisica e corporea. Il suo scopo è quello di crescita, di apprendimento e riflessione nei confronti di tematiche considerate tabù della società, ma ciò che lo contraddistingue è il suo tentativo di scandire la visione collettiva della donna araba come donna sottomessa, ma propone anche esempi di donne indipendenti dal punto di vista sessuale, economico e morale. In questo magazine è stato dimostrato che più i corpi delle donne vengono oggettificati, più sono le stesse donne ad oggettificare il proprio corpo, e in relazione a ciò
decresce la loro partecipazione attiva nella comunità politica e sociale. Vi è infatti una diretta correlazione fra questo atteggiamento femminile e la misura in cui esse sono partecipanti attive nella costruzione del mondo. Questa tendenza viene dimostrata in un documentario chiamato Miss Representation del 2011, dal quale emerge che all'età di 8 anni il 90% delle ragazze è convinta di poter diventare presidente, mentre questa percentuale decresce al 10% all'età di 13 anni con l'avvento dell'adolescenza. È importante quindi incoraggiare le ragazze a prendere piena coscienza del proprio essere donna. L'adolescenza è un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti dal punto di vista fisico e mentale che molto spesso sfociano in scarsa autostima, insicurezza e sentirsi intrappolati in un corpo che sembra non appartenerci. Penso che tutti almeno una volta ci siamo sentiti così. A questo stato di malessere fa eco il giudizio severo delle persone che trovano terreno fertile nelle nostre insicurezze. I commenti sulla fisicità altrui vengono condivisi sempre più spesso, sia in privato che pubblicamente, e si rivelano fonte di disagio sempre maggiore. Il fatto che un individuo non sia conforme agli standard di bellezza della società odierna rappresenta una causa scatenante di un fenomeno attualmente molto conosciuto, che prende il nome di body shaming. Questo termine viene tradotto dalla lingua inglese, corrisponde alla derisione e alla discriminazione nei confronti di una persona per una peculiarità riguardante il suo aspetto fisico, indipendentemente da età o genere. Si tratta di un comportamento verbalmente aggressivo. Difatti, come vediamo in questa slide e nella prossima, ci sono più termini per offendere una persona che per apprezzarne il suo essere. Talvolta questo atteggiamento può sfociare fisicamente, può diventare anche violento fisicamente. Questo fenomeno ha un forte impatto psicosociale nei casi più gravi e può portare la persona ad isolarsi e ad aver paura di interagire con gli altri. Oltre alle importanti ripercussioni sull'autostima, gli studi fino ad oggi condotti riferiscono che subire body shaming può favorire l'insorgenza di veri e propri disturbi alimentari e mentali. È importante però chiedersi quale sia la causa di tutto ciò. Ciò accade perché nella nostra epoca la cultura dell'aspetto esteriore è predominante e da ciò ne deriva l'ambizione al raggiungimento di uno stereotipo di perfezione che viene introdotto dalle celebrità, dal social, dalle riviste, da programmi televisivi che appunto sono dominati da celebrità che si fanno modello di ispirazione per le nuove generazioni, plasmando il nostro immaginario comune. Così il confronto con questi modelli genera molto spesso stati di ansia, di rabbia, che sono legati alla paura di essere giudicati, alla paura di non sentirsi accettati e talvolta dal sentirsi rifiutati. E questo molto spesso avviene perché l'uomo per sua natura ha bisogno di sentirsi parte di un qualcosa, di sentirsi accettato in un gruppo, poiché il sentirsi parte di questo gruppo genera in lui una sorta di sicurezza. L'immagine stereotipata della donna è divenuta un'arma del patriarcato per infondere in migliaia di donne il senso del dovere di essere belle. Se pensiamo per esempio a come vengono utilizzati i social al giorno d'oggi, possiamo notare che anche questa volta il corpo, l'immagine e l'estetica di questi e delle donne viene usato per profitto e per vendita dal mondo della moda, la quale molto spesso alimenta il nostro sentirsi inadeguate e il nostro odio verso noi stesse. È importante sottolineare inoltre il fatto che molto spesso le case di moda, nonostante in facciata si sentino e si dichiarino
inclusive e estranee a ogni forma di discriminazione, in verità è anche a causa di esse che questa campagna d'odio contro le donne continua a essere portata avanti. È a causa del tentativo di contrastare queste disuguaglianze e queste diversità sociali che ebbe inizio negli anni 60 un movimento che prende oggi il nome di body shaming, di body positivity. La body positivity è un movimento sociale incentrato sul promuovere l'accettazione del nostro corpo indipendentemente dalla taglia, dalla forma, dal colore della pelle, dall'abilità fisica e soprattutto indipendentemente dal genere. E inoltre si impegna a contestare gli standard di bellezza attuali che sono considerati un costrutto sociale da abbandonare. Sentirsi a proprio agio con il proprio corpo ha un enorme risvolto in ogni ambito della nostra vita. Basti pensare al fatto che se una donna viene fin dalla giovane età cresciuta con il sentimento di non essere adeguata e viene imposto a lei il come deve essere, ciò che deve pensare, e non viene lasciata libera di poter esprimersi secondo il proprio volere, ma viene imposta, seppur molto spesso velatamente, attraverso azioni quotidiane che portano appunto la donna a agire secondo un volere che però non è suo, ma è della società. E ciò appunto inevitabilmente conduce a una battaglia contro se stesse. È in questo contesto di ricerca di un superamento degli ostacoli legati alla figura standardizzata della donna, secondo la società, che si inseriscono i magazine indipendenti che abbiamo analizzato. E questi sono dei magazine indipendenti non tanto per la tiratura, ma quanto per la libertà di espressione e l'essere liberi da gruppi editoriali e inserzionisti che dettano la linea editoriale. Di conseguenza, chi dirige questi magazine ha pieno controllo sull'intera progettazione di questi, che va dall'ideazione alla distribuzione, e a partire appunto dalle immagini che abbiamo voluto rappresentare all'interno delle slide. Abbiamo dato molta importanza alle immagini poiché anche nei magazine stessi queste hanno una centralità, dal momento che queste sono utilizzate per rendere concreto il testo e sono molto utili per colpire il lettore e quindi far memorizzare meglio il contenuto dei magazine stessi attraverso le foto. Una buona parte dei magazine si presenta come delle interviste, le quali propongono dei modelli nei quali le donne possono rivedere loro stesse, e si tratta di modelli positivi, non come quelli appunto inculcati dalla società, e che possono infondere nelle donne il coraggio di affrontare le difficoltà che socialmente derivano dall'essere donna. Per tale ragione la classe voleva appunto proporre i social network di queste pagine che potete visitare, poiché i social network sono il mezzo con il quale i social vengono, con i quali i magazine vengono appunto presentati e rappresentano il maggior mezzo di diffusione di questi. E in particolare in un social come Instagram, che si sostanzia delle immagini, questi magazine occupano un ruolo di campagna di sensibilizzazione contro il body shaming, e postano foto scelte appositamente per far sì che rimangano impresse nel loro significato. E in particolare abbiamo voluto analizzare il profilo di Instagram di Mulieris, che è uno dei magazine di cui abbiamo parlato,
E appunto abbiamo trovato questa pagina molto efficace, dal momento che vengono rappresentate delle foto che appunto catturano l'attenzione del lettore analogamente a quanto avviene nei magazine stessi. Inoltre nella slide precedente abbiamo voluto rappresentare una foto di una donna, e questa foto riteniamo sia molto importante poiché potrebbe accadere a qualsiasi donna di contrarre una malattia o comunque di entrare in uno stato di gravidanza, e è molto importante per una donna essere consapevole del fatto che il proprio corpo inevitabilmente cambierà e quindi riuscire ad accettare questo, nonostante questo molto spesso non rientri appunto nei canoni che sono espressi dalla società. E appunto non è semplice fare i conti con un corpo che cambia, soprattutto se questi motivi sono indipendenti dalla propria volontà, ma sdoganare attraverso articoli e molto spesso immagini forti che vengono proposte questo self-power è la scelta che i magazine appunto fanno per guidare la donna verso l'autodeterminazione di se stessa. Infine, per congedarci, sperando che questo intervento vi abbia fatto riflettere, volevamo proporre una frase tratta da uno dei magazine analizzati, ossia Frute, che riteniamo molto significativa e che pensiamo anche voi possiate trovare molto, molto importante. C'è un dato grande ed importante nella mia vita, il mio corpo. Così vicino che posso sempre toccarlo, così inarrivabile perché ci vivo dentro, così pieno di straordinaria energia, così stanco alle volte, indifferente, costellato di difetti normali, belli e brutti. Ancora oggi così giovane, eppure un po' vissuto, così personale, eppure pubblico, così visto e così sconosciuto, ma così umano. Grazie alle ragazze della terza A, adesso chiamerei le ragazze della terza B, liceo linguistico, per la loro performance. Prego. Buongiorno a tutti, sono Cristian Benchiaruti della terza B liceo linguistico del Manzoni. Oggi andiamo a presentarvi quello che è il frutto del lavoro affrontato in classe in merito al tema del Festival della Costituzione di quest'anno. Non che ti può abbassare perché la mia altezza non è aiuto. Grazie. Allora, dicevo, ognuno di noi a gruppi in classe ha creato delle presentazioni sui vari temi attorno alla figura della donna e al suo ruolo nella società, da cui abbiamo ricavato alcune domande da porre ai nostri due professori, uno uomo e una donna, per avere un'opinione adulta di entrambi i sessi. Crediamo però che sia importante conoscere le idee e le riflessioni non solo di adulti e professori, ma anche di noi giovani, per dare voce al futuro del nostro paese e rendere partecipi i ragazzi nell'esprimersi su attualità e argomenti che ci toccano da vicino come questo. Quindi a turno intervisteremo alcuni di voi su alcune delle domande che abbiamo fatto ai nostri prof per conoscere il vostro punto di vista. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio chi poi risponderà alle domande.
Gianluca Makovec, uomo, insegnante di storia dell'arte, una moglie, 2 figli. Barbara Farasca, docente di italiano storia e geostoria, mamma di un ragazzo di 17 anni, ovviamente moglie e mamma. L'Italia è uno tra gli ultimi paesi in Europa per tasso di occupazione femminile. Secondo lei, per quali motivi? Per un retaggio culturale e storico sbagliato, perché si pensa che il maschio debba essere dominante, mentre in realtà nei momenti di difficoltà come le guerre, le immigrazioni e così via, la nostra società è stata proprio retta dalle donne che hanno avuto la possibilità di dimostrare tutto il loro valore. Ma forse siamo così ipocriti da non avere il coraggio di riconoscerlo. Pregiudizi del passato, meccanismi ovviamente che si perpetrano nel tempo e ovviamente mentalità ancorata a tutta questa che è un'idea distopica e distorta, quindi necessità assolutamente di rinnovare il paradigma della comunicazione e dei linguaggi, affinché la donna riacquisisca la pari dignità e il ruolo che la contraddistingue. Quali possono essere i servizi utili a sostenere l'occupazione femminile? Innanzitutto strutture adeguate, leggi adeguate, una politica che favorisca nel vero senso della parola l'occupazione femminile, dando ovviamente supporto alle famiglie, supporto che significa rimodulare anche i posti di lavoro con l'istituzione di scuole dell'infanzia, scuole primarie, proprio per permettere alla donna di poter svolgere il proprio lavoro adeguatamente e allo stesso modo dare la possibilità, ad esempio, per ruoli magari di carriera o apicali nella società, di un lavoro agile. Credo che servano realmente delle risposte a delle domande reali, cioè intendo dire, servono senz'altro asili, scuole dell'infanzia, asili nido, ma servono anche delle strutture che consentano alla donna di scegliere, per esempio se vuole, di rimanere a casa senza per questo essere penalizzata. Per esempio un sistema che riconosca le donne che restano a casa durante la maternità, dopo la maternità, perché è una scelta allevare il figlio, di maturare contributi per la pensione e così via. Se no, il sistema di fatto fa sì che la donna viva una situazione da serie B che non merita. Come pensa sia cambiato oggi il ruolo delle donne rispetto al passato? Credo sicuramente che il ruolo della donna sia cambiato, nel senso che rende pubblico quello che ha sempre dovuto fare, alle volte anche suo malgrado, in privato. Quindi reggere la società, sostenere la famiglia, amministrare casa, lo può fare pubblicamente e questo forse è un passo avanti e può parlare dei suoi problemi, perché teniamo conto di questo, che noi diciamo che c'è una situazione difficile, ma la novità non è la situazione, è il fatto che finalmente se ne possa parlare. Autonomia, libertà di pensiero, capacità di essere anche contraddittori, pensiero divergente, capacità critica. La donna finalmente può e deve riappropriarsi di questo ruolo di essere libera di potersi esprimere in tutte le sue componenti. Quante ore al giorno dedica i media alle faccende domestiche? Ma generalmente considerando anche il lavoro quotidianamente 2 ore, poi dipende insomma dalle giornate. Dunque io personalmente circa 1 ora e metterei anche una certa buona volontà nel dedicarmi di più, però mi si dice a casa giustamente che la cosa più utile che posso fare per l'amministrazione familiare è togliermi dalle scatole e andare alla cucina, perché faccio solo piatti. Come sono suddivise tra i membri della sua famiglia? Dunque, io ho un master di lavastoviglie. Come metto le stoviglie dentro la lavastoviglie io nessuno al mondo. E poi faccio una serie di lavori inutili e poco altro. E sporco moltissimo. Beh, in base ovviamente all'orario lavorativo, agli impegni, avendo un ragazzo di 17 anni e un marito che lavora fuori casa parecchie ore, giustamente deve essere considerato il tempo che rimane a disposizione per poter suddividere i vari, incarichi per una collaborazione equa in famiglia, quindi logicamente in base ai tempi. Chi accompagna i suoi figli a scuola o a fare sport?
Ma generalmente io, perché sono ovviamente ho più tempo a disposizione, ma ci organizziamo anche lì in famiglia. Ci organizziamo, in passato forse un po' più io, ma in realtà adesso ci organizziamo in modo equo. Ho notato che nelle nostre classi di linguistica in genere ci sono pochi maschi. Secondo lei perché? Credo che ci sia un pregiudizio di fondo, nel senso che si ritiene che alcune scuole siano scuole per ragazzi e alcune scuole siano scuole per ragazze. Probabilmente la nostra società migliorerà molto quando ci saranno scuole per persone interessate a un tipo di scuola e scuole per persone interessate a un altro tipo di scuola, indipendentemente dal fatto che siano maschi o femmine. Molto spesso anche ci si sofferma, ci si fossilizza che cosa mi può dare questa scuola, quale sarà il futuro lavorativo e si è in qualche modo non si considerano effettivamente tutte quelle che potrebbero essere le componenti, no? A rispondere a questo. Quindi molto spesso si commettono anche degli errori, anche qui, come dice giustamente il collega, c'è anche qui comunque un pregiudizio perché si collegano determinate discipline, determinati ambiti anche per lo più a presenza femminile. Perché ci sono poche femmine negli istituti tecnici? Ma forse questa considerazione è un po' discutibile, nel senso che oggi vedo che comunque anche gli istituti tecnici sono frequentati anche da figure maschili. C'è effettivamente, sì, forse un piccolo dislivello, ma anche qui sono scelte forse personali. Credo siano scelte personali perché mi pare che nella scelta della scuola effettivamente si siano fatti grossi passi avanti sull'autonomia. Una considerazione: non mi sembra che Rita Levi Montalcini fosse un uomo e quindi credo che abbiate grandi chance. In realtà il problema è, come dire, è il talento del singolo, non se uomo o donna. Statisticamente ci sono meno iscrizioni femminili nelle facoltà STEM, perché? Forse perché, come abbiamo detto prima, si pensa che la razionalità sia una componente più maschile, la componente della sensibilità più femminile, quindi si va per stereotipi. Però attenzione, che la parte femminile della sensibilità è presente in tutte le persone, o meglio, manca negli idioti. Ma quella è una categoria diversa, l'idiota non è maschile o femminile, è idiota e basta. Quindi dobbiamo tutti avere il coraggio di uscire dalla categoria, no? È giusto acquisire consapevolezza e forza e anche qui riappropriarsi di scelte personali senza paura, senza pregiudizi. Ha influenzato la scelta scolastica o sportiva dei suoi figli? Se sì, in che modo? No, io e mio marito abbiamo in modo indirizzato, fatto riflettere, guidato a una scelta consapevole, poi la decisione ultima l'ha presa nostro figlio. Dunque, per quel che riguarda la scelta delle scuole, assolutamente nessuna ingerenza. Per quel che riguarda la scelta degli sport, decisamente non sono credibile. Collabora meglio con un collega uomo o donna? Perché? Collaboro meglio con un collega intelligente, indifferente che sia uomo o donna. Se poi vogliamo valutare quant'è la componente degli intelligenti tra le donne e tra gli uomini, ce n'è equamente divisi ovunque. Nella mia esperienza posso dire di aver collaborato molto bene con gli uomini. Oggi ovviamente lavoro in un ambiente prettamente femminile, mi trovo bene anche in ambiente femminile, però prediligo assolutamente il rapporto con gli uomini, tanto più che riesco ad essere molto più spontanea, più disinvolta, perché sento dall'altra parte una sincerità, una schiettezza, degli intenti proposti in maniera trasparente, schietta, e quindi mi trovo molto più a mio agio e molto più libera di essere anch'io me stessa. Quali sono gli stereotipi di genere più frequenti che ha sentito? Ma ce ne sono parecchi e molto svilenti nella figura femminile. Non mi piace ripeterli, ritengo che siano battute soprattutto
sessiste, ma anche giudizi morali, pur da persone che ovviamente misconoscono o non conoscono affatto le persone che giudicano o delle quali parlano. Dunque, io ho sentito di tutto, però va anche detto che quando io mi presento in una classe dico che se fosse vero il 10% di quello che ho sentito sul mio conto non mi frequenterei. Questo per dire che un sacco di persone ama infangare il prossimo senza motivo per giustificare magari le proprie mancanze. Ovvio che ne ho sentite moltissime sulle donne, ma perché? Questa è una dimostrazione della loro forza, della loro potenza, perché si parla male, si infanga solo chi, come dire, vale. Chi non vale non ha bisogno di essere infangato, provvede già da solo. Quindi suggerirei di non ascoltare questa miseria, chi mette in giro, chi usa gli stereotipi, dichiara in realtà che non ha un'identità, che non ha un'idea, che deve ricorrere all'idea di un altro. Ecco, allora invito a non soffrire per questi, casomai compatite. Vi dicono una cosa scortese ricorrendo alla frase infelice che avete sentito 1000 volte, non ce l'hanno con voi, stanno dichiarando al mondo che sono degli imbecilli e lasciateli vivere nel loro fango, sorridetevi e abbiate ancora una volta pazienza e anche un po' di pietà. Bello quello che hai detto, ritengo sia davvero una pochezza e una aridità veramente nell'animo umano fare questo. Come pensa si possono superare questi stereotipi? Non ascoltando. Cioè, è vero che bisogna difendersi, però è anche vero che tante volte noi diamo un sacco di spazio alla stupidità degli altri. Lasciamo che secchi. Perché nel momento in cui io sto male perché tu ti sei inventato una cretinata sul mio conto e cerco di giustificare, di spiegare, ti do un'identità e un peso che non devi avere. Non enfatizzando, esattamente, non enfatizzando, ma concentrando l'attenzione e le energie su quello che è il bello. Il bello è la parola, l'immagine, lo sguardo, il volto, l'arte, ma soprattutto la comunicazione sincera, l'interfacciarsi e l'empatia. Esattamente, per lei cosa significa parità di genere? Riconoscimento di quello che è l'unicità della persona. Sì, io credo che la parità di genere non sia dare diritti alle donne, agli uomini, agli omosessuali. La parità di genere, secondo me, vuol dire riconoscere a tutti il diritto alla propria individualità, fare in modo che ciascuno di noi sia prezioso per quello che è, indipendentemente da come è fatto. E secondo me la parità di genere è anche superare lo stereotipo del maschio e della donna, ma vivere in nome dell'essere tutti persone, possibilmente autentiche. Essere semplicemente se stessi. Ok, adesso io e Angelica passeremo a farvi delle domande, potete rispondere come meglio credete, cercate di essere più sintetici possibile perché non abbiamo molto tempo. Allora, faccio a te la domanda. Pensi di proseguire gli studi e che facoltà vorresti frequentare? Hai fatto la domanda che non dovevi fare, hai scelto la persona sbagliata perché sì, ho intenzione di proseguire gli studi, ma ho due scelte di università che potrebbero essere medicina oppure lettere. Ok, grazie. Le tue scelte scolastiche sono state influenzate dai tuoi familiari? Assolutamente no, nel senso che comunque mi è stato indirizzato questo percorso di studi, ma per un discorso di mie capacità che pensavano io avessi, o comunque che i miei insegnanti delle medie pensavano io avessi, ma non è stata una scelta della serie tu devi fare quel percorso di studi, è stata completamente libera. Grazie. Che lavoro ti piacerebbe fare? Non saprei, immobiliare o imprenditore, non so. Ok.
Come sono suddivise le faccende domestiche tra i membri della tua famiglia? Io non faccio niente. Poi mia madre cucina, mio fratello non fa niente. Sì, soprattutto mia madre. Bellissimo, è stato molto illuminante. Ok, vi facciamo l'ultima domanda. Come pensi si possano superare gli stereotipi di genere? L'ha detto prima il prof Markovec, no? Perfetto quello che ha detto, sono completamente d'accordo. Ok, perfetto, grazie. Grazie mille. Grazie ragazze, siamo finiti un po' lunghi, chiedo perdono a Venia, ma sicuramente lo spazio meritava ancora di più, però i tempi sono un attimino stretti. Prego i ragazzi della terza AFM del Manzini e della terza B. Prego. È stato obbligato. Brava. Buongiorno, siamo ragazzi dell'Isis Manzini, siamo studenti della quarta e della terza FM. Oggi presentiamo il nostro lavoro che abbiamo fatto. Partiremo dalle informazioni a cui abbiamo attinto, il gender pay gap e i possibili correttivi. Le fonti a cui abbiamo attinto sono la Costituzione italiana, l'articolo 37 già citato, il sito Equal, il portale italiano di diritto antidiscriminatorio, che ci è stato segnato dalla professoressa Anna Zilli del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Parità o disparità di genere, gli ultimi dati alla mano. Bilancio di genere dello Stato, segnali incoraggianti dal PNR, autorità, AIDA, associazioni imprenditrici, donne dirigenti di azienda. L'articolo 37 della Costituzione dice: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, ha le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Il gender gap. Parlare di gender gap è molto importante nel 2022, a quanto pare. È ancora urgente e necessario considerate alcuni dati del rapporto Alma Lauro 2022. I dati raccolti nel 2020 su un campione di 291.000 laureati ci mostrano. Il campione è stato analizzato su 4 aspetti. Il primo, le scelte formative e performance di studio, esiti occupazionali, le aspirazioni e realizzazioni lavorative, la mobilità territoriale. Le maggiori fonti di discriminazioni, di cui abbiamo diverse forme di discriminazione sul lavoro femminile, sulla retribuzione, sull'accesso al lavoro, la possibilità di far carriera, per congedi parentali e per ipotesi di licenziamento. Per quanto riguarda le differenze di retribuzione, si può notare che a 5 anni dal conseguimento del titolo gli uomini percepiscono circa il 20% in più delle donne, sia tra i laureati di primo livello che tra quelli di secondo livello. Questo dipende dal gruppo disciplinare, dal settore d'impiego e dalla tipologia di contratto.
La disparità tra uomo e donna, inoltre, si può notare che non nasce nel percorso di studi, ma nasce dalla mentalità della collettività. Okay. In questo grafico invece viene rappresentata la distribuzione del lavoro femminile, prendendo quindi in considerazione i dati dell'anno 2019. Nell'area verde si può notare si può notare che sono rappresentate le donne impiegate che coprono il 54%. Nell'area viola sono rappresentate invece le donne operaie che sono il 37%. Nell'area azzurra ci sono i quadri, il 7%, le dirigenti e le apprendiste sono l'1% e le donne che operano nel settore a domicilio sono meno dell'1%. Nel codice delle pari opportunità viene vietato qualsiasi discriminazione sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro, sia nell'ambito di prestazione lavorativa, sia nella progressione di carriera. Infatti durante un colloquio di lavoro non si può richiedere a una donna se è incinta e intende avere figli, e in caso contrario quindi si commette una discriminazione. Il divieto di licenziamento non può avvenire a causa di matrimonio. Infatti nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo l'avvenuta celebrazione delle nozze, c'è un divieto di licenziamento che però non viene imposto per gli uomini. La diversità di trattamento è giustificata infatti da ragioni legate alla tutela della maternità. Il licenziamento combinato nel periodo immediatamente successivo al matrimonio colpisce le donne, alle quali vuole essere impedito l'assentarsi dal lavoro nel periodo di gravidanza e del puerperio. Infatti c'è il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza e puerperio, ossia tra l'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino. Sono stati previsti inoltre congedi retribuiti di maternità, grazie ai quali la lavoratrice madre può assentarsi dal lavoro sia per un periodo durante la gravidanza, sia nei primi mesi di vita del bambino, sia nei casi di malattia del bambino dei suoi primi anni di vita. Tra gli obiettivi futuri, tra le missioni del PNRR, troviamo numerosi obiettivi per colmare il gender gap. Inoltre si auspica che vengano attuate delle politiche sempre più inclusive e attente ai bisogni delle lavoratrici, a partire dalle esigenze di natura personale e familiare fino ad arrivare a combattere le disuguaglianze e le discriminazioni nei confronti delle donne. Gli effetti della pandemia sul lavoro femminile. A differenza delle crisi precedenti, l'impatto di quella pandemica è stato particolarmente negativo per le donne e ha contribuito ad ampliare i divari di genere che erano già preesistenti in ambiti chiave del benessere. Si è perciò assistito a una significativa perdita di posti di lavoro nei settori a prevalenza femminile, ad un peggioramento delle condizioni di lavoro ed a un aggravio delle responsabilità di cura domestica e familiare. Con tali risultati possiamo quindi constatare che l'Italia si colloca in fondo alle graduatorie europee relative ai livelli dell'occupazione femminile e ai divari di genere sul mercato del lavoro, in particolare nella fascia di età tra i 25 e i 49 anni. Diversa la situazione invece per le imprese, per il mondo imprenditoriale, e all'interno di questo grafico possiamo appunto notare quale sia la quota di donne che fanno appunto impresa nelle regioni italiane. La regione con maggiore partecipazione di donne che fanno impresa è la Val d'Aosta, mentre la regione con meno donne che fanno impresa è il Trentino Alto Adige. E in questo grafico a torta invece possiamo notare qual è la distribuzione delle imprese femminili, però in particolare per settore. Possiamo quindi notare che le donne sono molto occupate all'interno del settore del commercio e dei servizi di alloggio oppure dei servizi di informazione, mentre i settori all'interno dei quali le donne sono meno presenti sono appunto quelli sulla sanità e sull'assistenza sociale. E qua allora abbiamo un esempio da imitare, che è Stefania Brancaccio, che è un'imprenditrice in Acerra, nella Terra dei Fuochi, ed è vicepresidente della CEOLM SPA. Questa è un'azienda che produce elettrogeni industriali e ha 4 stabilimenti in Campania, e Stefania è stata nominata Cavaliere del Lavoro nel 2009, ha un curriculum molto ricco di 2 pagine, e il 1 gennaio del 2022
stata fatta un'intervista dalla RAI in cui lei dice che ha elaborato nella sua azienda, che dà lavoro a moltissime donne, il codice dell'azienda etica e il manifesto per l'uguaglianza e la valorizzazione delle differenze di genere. Prevede una serie di principi. Il primo principio è una retribuzione equa ed uguale tra uomini e donne per lo stesso lavoro. Secondo principio, l'assenza di atteggiamenti violenti e o coercitivi svolti a scoraggiare la libera espressione delle donne e degli uomini. Terzo principio, la conciliazione della vita e lavoro basata su reali necessità di donne e uomini. E il quarto principio, l'uguale diritto alla conoscenza, alla crescita professionale e all'opportunità di carriera. E questo documento può essere esteso a tutte le imprese socialmente responsabili ed etiche mediante la best practice. E poi qua abbiamo delle donne manager che sono a capo delle imprese, che sono in prima linea per lo sviluppo di un'economia più sostenibile, ed è quanto è emerso nel corso dell'evento #DonneLavoro e Donne dell'economia circolare, che quest'anno si è tenuto a Trieste. Si è parlato del contributo femminile nello sviluppo dell'economia circolare e si è chiuso con il premio Donna AID, che è stato dato a Nicoletta Giadrossi, che è il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Ferrovie dello Stato. Allora, in questa immagine viene evidenziata quella che è la performance delle migliori aziende del Triveneto, individuando le migliori donne titolari di impresa e sostenendo anche la forza lavoro tra le donne. E una manifestazione che è inerente a questo argomento è quella del 28 ottobre, che si è svolta a Ronchi dei Regionali per individuare le top 100 imprenditrici titolari di aziende. Il bilancio di genere. La redazione del bilancio di genere è stata introdotta nel 2016 e rappresenta uno sfida per lo Stato, e in sede di rendicontazione si deve evidenziare il diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, lavoro non retribuito e il tempo. È la base informativa per promuovere la parità di genere tramite le politiche pubbliche, e le risorse devono essere ricollocate tenendo conto dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile inseriti nel documento di economia e finanza. Gli obiettivi del bilancio di genere evidenzia gli interventi che sono diretti alla riduzione dei divari di genere adottati nel 2020, e sono quelli della conciliazione tra vita privata e lavorativa, il contrasto alla violenza di genere, misure relative alla tutela del lavoro, la previdenza e l'assistenza invece per la tutela e il sostegno della maternità, la partecipazione ai processi decisionali economici, politici e amministrativi, l'istruzione e interventi contro gli stereotipi di genere, la salute, lo stile di vita, la sicurezza e il mercato del lavoro. Sempre in riguardo al bilancio di genere abbiamo dei diversi dati che evidenziano un vero e proprio fallimento redistributivo del tempo dedicato al lavoro e alla cura tra uomini e donne. Infatti la situazione delle donne non è cambiata, anzi si può dire che è anche peggiorata, poiché le donne hanno sempre dedicato un numero maggiore tempo dedicato alla famiglia e al lavoro domestico rispetto agli uomini, e anche durante la pandemia si è notata questa divergenza. Come è stato spiegato dai ragazzi prima, con il PNR è stata rimarcata l'urgenza di contrastare appunto le disuguaglianze di genere. Infatti è stato necessario adottare un rapporto di gender mainstreaming delle politiche pubbliche, che appunto si basa sulla trasversalità della dimensione di genere rispetto ai diversi ambiti di intervento. E per finire ci siamo posti due obiettivi fondamentali per il futuro. Il primo è il guadagno di 5 punti nella classifica di Gender Equality Index dell'EGE entro il 2026, appunto cercando di eguagliare diversi aspetti tra uomini e donne che sono conosciuti come il reddito, il lavoro, le competenze, il tempo e il potere,
E il secondo obiettivo invece riguarda il consolidamento del bilancio di genere, integrando appunto il gender mainstreaming nel processo di formazione del bilancio, cercando di rafforzare appunto l'impatto di quest'ultimo. Grazie mille per averci ascoltato e buona continuazione.